Lorenzo Cortesi, General Manager di Venice Marathon, possiamo dare qualche cifra che caratterizza la 39esima edizione del 2025? Sì, la cifra che caratterizza l'anno è certamente il record di iscritti, che da quest'anno per la prima volta ha superato di gran lunga i 20.000, quindi siamo già a 20.500 partenti, e questo da un lato ci fa un grandissimo onore, da un lato ci responsabilizza a gestire al massimo i servizi per tutti loro. Quali saranno le novità di questa edizione, di quest'anno? La novità più grossa sarà il quarantennale dell'anno prossimo, per cui questo sarà l'inizio di un grande festeggiamento, di un lungo percorso che assieme a tutte le istituzioni del territorio ci porteranno al quarantennale del prossimo 26 di ottobre. Siamo pronti, carichi ad accogliere tutti i runners e a sostenere tutti i progetti, e non per ultimo quello solidale, che è sociale, che ci ha oggi portato ad avere oltre 120.000 euro di donazione. E sono molti gli eventi collaterali che caratterizzano come ogni anno la Venice Marathon. Quest'anno quali saranno i principali? I principali eventi sono come sempre l'Exosport, che raggruppa oltre 100 espositori, 40.000 visitatori, quindi direi che la Fiera dello Sport è sempre uno dei momenti più toccanti della nostra kermesse. Tornando alla maratona, lo vediamo alle tue spalle, come le altre edizioni, le precedenti ultime edizioni, 42 km, 21 km e 10 km le distanze. Sì, esattamente, tutti numero chiuso, tutti eventi sostenibili che facciamo sempre in accordo con la città metropolitana. Non ultimo, questa edizione sarà all'insegna di Giacomo Casanova, lo abbiamo visto anche sulle maglie che avete presentato. Sì, quest'anno celebriamo anche noi i 300 anni dalla morte di Casanova, e tutte le maglie avranno la maschera di Casanova sul fronte. Presidente Piero Rosa Salva, sicuramente il momento più toccante di questa presentazione della Wizz Air Venice Marathon 2025 è stato quando lei si è commosso parlando del fatto che dopo tanti anni siete ancora qui e con una macchina organizzativa veramente notevole. Ma forse commosso è una parola grossa, e mi sono emozionato, sicuramente sì, ma è una cosa che vivo con molta serenità, perché in realtà se avessero parlato gli altri avrebbero avuto sicuramente la stessa reazione mia. Ogni anno, quando noi ci avviciniamo al momento della Venice Marathon, ci rendiamo conto della complessità, ma anche della grandezza, del significato che ha questo evento che abbiamo creato tanti anni fa, sviluppato con l'aiuto di tanti, di tutti. Noi siamo solo i portatori di questo messaggio, di questo progetto, non siamo i protagonisti assoluti, e quindi tutti noi ci rendiamo conto che questo progetto, con l'aiuto, ripeto, di istituzioni, volontariato, naturalmente molte industrie e aziende che ci hanno sostenuto, la stampa, è diventata una realtà importante, non solo nel mondo dell'atletica, ma anche nel mondo sociale del nostro territorio veneto. È diventata una importantissima manifestazione sportiva, ma è diventata anche un grandissimo evento di solidarietà, di sostenibilità, di promozione turistica, economica, sociale. Quindi è uno dei miracoli in fondo della maratona in generale. La maratona è la regina dello sport, dell'atletica. Le Olimpiadi cominciano e finiscono con le maratone, perché questo gesto così faticoso racchiude in sé tanti valori, e noi ci impegneremo sempre per svilupparli ulteriormente, e quando arriviamo vicini al momento della gara ci rendiamo conto dell'impegno svolto e anche del valore che abbiamo raggiunto, bisogna dirlo, e quindi un po' ci emozioniamo. E non dimentichiamoci che la Maratona di Venezia, senza voler nulla togliere le altre maratone italiane e internazionali, è comunque un percorso unico al mondo. Venezia è unica di per sé, ma è unica anche la Riviera del Brenta, e poi perché no? È unica anche Mestre. Noi abbiamo deciso, quando abbiamo deciso il percorso della Venice Marathon, di far conoscere ai partecipanti tutti gli aspetti e le sfaccettature di questo territorio. Abbiamo volutamente
scelto di passare per la zona industriale di Marghera, perché chi fa la Maratona di Venezia deve vedere il passato, deve vedere la storia, la cultura, l'aspetto paesaggistico di questo fiume Brenta meraviglioso della laguna, ma deve vedere anche il lavoro, deve vedere la storia recente di questo nostro territorio, la città moderna di Mestre, la città industriale di Marghera, poi ovviamente anche l'apoteosi, lo spettacolo di Venezia. Quindi è unica al mondo per molte cose. Naturalmente è molto unica anche per gli impegni organizzativi, perché nessuna gara al mondo, non solo di maratona, deve affrontare la rottura di carico tra gomma e acqua, i materiali e le persone da spostare prima con gli autobus, poi con le barche, e al ritorno prima con le barche, poi con gli autobus, con i camion. Quindi uno sforzo particolare e problemi da affrontare. Voglio solo citare che una cosa che mi pare interessante per tutti, e cioè la Venice Marathon a suo tempo, 40 anni fa, si è posta il problema di percorrere Venezia e di coprire i ponti in modo provvisorio con delle pedane di legno. Abbiamo usato quelle dell'acqua alta, le appoggiavamo appena in modo precario, anche pericoloso forse. Bene, da questa esperienza è nata nel Comune di Venezia e nelle associazioni e nelle istituzioni l'idea di realizzare delle pedane permanenti per i disabili, per le persone anziane, per le mamme con le carrozzine, le persone che vanno a fare la spesa, perché no? Per i turisti con le valigie. Ecco, e oggi Venezia è considerata una città accessibile, quando nasce invece assolutamente inaccessibile con i ponti e con gli scalini. Ecco, quindi è che anche un evento sportivo può diventare portatore di novità e di soluzioni che vanno bene per tutti i cittadini e per tutti gli ospiti. Siamo con Sergio Baldo, presidente FIDAL Veneto. Presidente, l'importanza di un evento come Venice Marathon per il territorio? Venice Marathon è un evento unico, lo è nei numeri, nel fatto che è la maratona unica al mondo che raccoglie tante adesioni, soprattutto le adesioni dei runners stranieri, quindi un'importante promozione del nostro territorio. E Maratona di Venezia, non ci dimentichiamo, sostiene anche le attività dei tesserati del Veneto, quindi per me è un motivo d'orgoglio perché è un evento davvero importante, ma anche un motivo di ringraziamento per quello che fa Maratona di Venezia per il territorio e soprattutto anche per i giovani tesserati del Veneto. Ecco, più nello specifico, qual è il sostegno concreto che Venice Marathon dà ai vostri tesserati? Attraverso la tassa gara, il contributo è un contributo economico, e questo contributo dà la possibilità di formare gli allenatori, dà la possibilità di partecipare ai nostri atleti veneti alle competizioni per regioni, dà la possibilità di sostenere i costi del Comitato Veneto, e che sono quindi un impegno importante per il nostro territorio. Oltre a questo indubbio merito, quali sono gli altri aspetti fondamentali secondo lei che caratterizzano Venice Marathon? Io quando parlo al mondo e mi chiedono di Maratona di Venezia dico che è una maratona straordinaria e unica al mondo per la complessità di realizzare una maratona che arriva attraverso un ponte che viene realizzato proprio in quel momento. Tutte le altre maratone del mondo non hanno la difficoltà organizzativa, logistica che ha Venezia, quindi un bravo e un plauso va straordinario agli organizzatori che riescono a dare una soddisfazione e un'emozione a chi corre davvero unica al mondo. Ogni maratona, non mi riferisco solo a quelle italiane ma anche a quelle internazionali, ha le sue peculiarità, però quella di Venezia, col fatto di correre anche sull'acqua, diciamo così, è ancora più speciale, se vogliamo. Assolutamente sì, è speciale, ma come ho detto prima è assolutamente unica e soprattutto per il tratto finale regala un'emozione che è davvero unica al mondo. E gli atleti, oltre a potersi cercare di superare anche se stessi nella corsa, potranno anche portare a casa dei ricordi unici vedendo i panorami mozzafiato che ci sono appunto nel territorio. Sì, non ci dimentichiamo che noi abbiamo una riviera del Brenta che è straordinaria, ricca di ville venete, e quindi si corre a fianco a questo fiume, quindi a questo territorio, e si arriva
poi a Venezia, passando per il Ponte della Libertà, che è un ponte che regala emozioni uniche. Poi io credo che l'ultimo pezzo, quello del territorio proprio di Venezia, dei palazzi, della fiancheggiare poi San Marco e arrivare Riviera degli Schiavoni, sia un'emozione unica.